Vai, spammiamo la live. Instagram spammata e mo tocca a telegramme. Allora. Ok. Ciao Fabio, ciao Miguel, ciao Manuel, ciao ragazzi. Tutto bene, tutto bene. Voi come state? Tutto a posto? Tanto mi metto YouTube. Ciao Matte, ciao Padre Pioli, ciao a tutti ragazzi. Tanto scusatemi un attimo, mi metto i commenti qua sul telefono. Ok. Che senso te lo del culo per la Juve, Michele? Ciao Thomas. Ciao l'Empoli non si discute si ama. Credo tu sia Leonardo, immagino. Comunque tutto bene, tutto bene. Cosa pensi di Zappa che adesso c'ha concorrenza? Assolutamente sì, Fabio. Niente, Leonardo, te mi devi spoilerare tutto della WWE, tutto proprio, tutto. Tu parti pensando che io non so mai un cazzo, quindi non mi dico cosa ne penso perché io non lo so, non so cosa succede. Ma hai spoilerato pure st'altra cosa. Bene, grazie mille, gentilissimo. Mi spiace, a me no, a me sinceramente no. Ma io rimango indietro, cioè rimango parecchio indietro cioè rimango parecchio indietro. Quello l'ho visto, Miguel. Ciao Andre. Sì, anche quest'anno la Juve la Champions la vince l'anno prossimo. Lo rivorresti Barbo? Assolutamente no. Assolutamente no, anche perché abbiamo Luvumbo. Luvumbo. Ciao Gabri. Con la vodka. Che cazzo sta di la vodka? Succo all'arancia rossa. Speriamo. Speriamo, Leonà. Ciao Giorgio, ciao Music. Se rimaniamo in A compri la maglia di Luvumbo, ci stai? Troppe maglie dovrei prendere prima di quella di Luvumbo, eh. Troppe ce ne stanno. Su quell'arancia rossa nettare degli idee. Io preferisco arancia normale più che arancia rossa, però vabbè. Beh, quanto mi gusta sta cosa che non sono io a chiedere i like, ma sono gli altri a chiedere i like per me. Boh.
Cioè, fantastica come cosa, delego la responsabilità agli altri, bellissimo. A discapito di chi? Bella domanda, bella domanda. Hai seguito Sanremo? No. Pronto per la sculacciata di domenica? Ci romperanno il culo. Ci romperanno il culo. Ciao, Miro, ho contattato Rico Giannis come dog sitter. Te lo consiglio, ottimi prezzi e tanta professionalità. Se tiene i cani come dirige la difesa, allora non credo sia proprio il massimo. Io mi compro quella di Nainggolan, eccola. Faccio crollare tutto. Vabbè, questa è di Nainggolan, non riesco a fartelo vedere, ma è di Nainggolan. Vogliamo i capelli alla Pavoletti. Li sto perdendo i capelli, quindi è difficile. Ma Rugani a me è sempre piaciuto. È sempre piaciuto. Che goduria ieri, però. A me, sinceramente, regà, me ne sbatte il cazzo della Juve. Cioè, poteva vincere, poteva perdere, a me lasciava indifferente. Segui la B ultimamente? Da quando è su DAZN la sto seguendo veramente molto, molto, molto poco. Ciao Andrea, Michel si chiama KK Gol. La Juve ieri si è stancata parecchio. Eh sì, però ci avrà il culo girato e quindi domenica sono cazzi amari domenica. Sì, vabbè, poi dipende da persona a persona, cioè a chi lascia indifferente e a chi no. Io non ce l'ho mai avuto tutto sto odio verso la Juve, ma proprio mai. Mm-mm. Cerri begherà la Juventus con un colpo di testa da un cross di Nandez. Segniamocelo, ragazzi. Questa segniamocela. A me sinceramente ho fatto un po' di dispiacere anche se hanno giocato in merda. A me nemmeno dispiace, cioè non so né contento che siano usciti perché a me non viene in tasca niente dal fatto che loro siano usciti dalla Champions e né triste perché sono usciti. Cioè non sono né contento né rattristato, praticamente. A Samuele l'abbiamo preso per fare panchina a quanto pare. Tu che ne pensi? Stando a quello che dice il campo adesso, i minuti giocati di Asamoah sono ridicoli. Specialmente se poi continuiamo a far giocare uno come Lico Giannis, che cambiano gli allenatori, ma lui rimane costantemente il titolare. Non riesco a capire il motivo. Cosa penseresti se se venisse De Sciglio? Comunque non penserei assolutamente nulla, sta bene a Lione, io lo lascerei lì. Andrea, ti riferisci alla partita con la Juve? Che non è impossibile come sembra? Ma secondo me pure non è impossibile, però visto che la Juve ha perso in Champions, ci avrà le palle girate e si vorrà rifare contro di noi. Io in Europa tifo tutte le italiane. Io... Ni, dipende. A parte che tendenzialmente me ne sbatto il cazzo. Le tifo se arrivano in finale, se no possono fare quello che mi pare. Cioè quello che gli pare. A differenza delle altre partite contro le big in cui partivo già sconfitto, per questo ho buone sensazioni. Speriamo. Dici che Ronaldo gioca? Sì, sicuramente. Preferisci Ceppitelli o Clavan? Ceppitelli. L'Eccelso ha detto che se vince il Cagliari il padre gli spacca il culo. Problemi dell'Eccelso. Io in Europa tifo tutte le straniere. Vabbè, questione di... cioè, ognuno fa come cazzo gli pare, come è giusto che sia. Tanto poi noi in Europa non ci andiamo mai, quindi...
Dobbiamo fare una partita molto simile al Porto di ieri. Rugani darà la vita e Godin gli sta sul cazzo a CR7 e lo rompe. Ma magari, sarebbe bellissimo, sarebbe fantastico. Vogliamo una maglia di Glavan, Cepitelli, Zito, Samoa e volano 400 euro. E chi ce l'ha tutti sti soldi? Simeone dall'inizio contro la Juve, da quello che ho capito. Aia. Simeone dall'inizio no. Ma tu sei laziale? Non capisco la domanda. La Fiorentina come la vedi per la salvezza? La Fiorentina penso sia la squadra insieme al Cagliari che con la rosa che ha sulla carta non dovrebbe minimamente competere per la salvezza. Ha una rosa assolutamente al di sopra di tutte quelle squadre che dovrebbero lottare per la salvezza, però è lì. E mi fa strano, mi fa veramente strano. Io penso che magari la sfangherà all'ultimo, la sfangherà, non la sfangherà, la sfangherà all'ultimo, però rimarrà infognata lì per ancora un po' di tempo, secondo me. Io penso il Cagliari vinca, sono ottimista, stanno cambiando pelle e vista la partita della Juventus ieri il Cagliari vince facendo gli scongiuri. Speriamo Antonio, cioè, è la speranza di tutti che il Cagliari possa vincere. Voglio Pereiro dal primo minuto al posto di Simeone. Oddio, Pereiro al primo minuto al posto di Simeone è abbastanza azzardata. Già Cherry va meglio. Ma al Ligo io non gli chiedo niente. Spezia e Benevento più credibili da prendere per il Cagliari, il Torino non credo. In che senso? Parma e Crotone è quasi andata. Parma e Crotone diciamo che hanno un piede e mezzo nella fossa. E secondo me tra tutte le squadre il Benevento è quella che potrebbe rimanere seriamente in mezzo alla lotta per la retrocessione. E poi è chiaro che ci siamo anche noi insieme al Torino, la Fiorentina e il Genoa. Tutta colpa della Lazio dell'anno scorso che abbiamo perso 1-2, da lì è iniziata la crisi e adesso ci stiamo riprendendo, se no se vincevamo lì arrivavamo pure in Champions. Non è detto. Non è detto. Una partita prima o poi l'avremmo persa e poi è probabile che se non fosse stata la Lazio avremmo perso poi in seguito e si sarebbe creato il cataclisma che si è creato, però secondo me è ancora prima, è prima della partita con la Lazio, secondo me è da Lecce-Cagliari che si è creato tutto quel casino. Cagliari-Lazio è ricordata perché lì effettivamente perdemmo, però a Lecce vinciamo 2-0, espulso Olsen, espulso Cacciatore, recuperata 2-2 e da lì il crollo. Il Torino ha signori giocatori fermi per il Covid, tipo Belotti, l'unico che poteva salvare il Toro. Sì, in effetti, in effetti. Cosa ha dato Semplici che Di Francesco non dava, a parte i risultati? Non te lo saprei dire, non te lo saprei dire. Perché io continuo a chiedermi cosa abbia fatto, cioè cosa sia successo a Di Francesco nell'arco della stagione. Perché ha cominciato bene, ha cominciato molto bene Di Francesco. Ha cominciato molto bene, però non è andata a finire poi così bene. Come prima, se dopo Lecce abbiamo vinto 4-3 con la Samp. Non mi ricordo se era prima o dopo Lecce che abbiamo vinto 4-3 con la Samp.
Sì, beh, è chiaro che il cambio d'allenatore effettivamente dà sempre una scossa. Bisognerà vedere se sarà continuativa questa scossa o meno. Sì, io ho sempre pensato che il Cagliari sia cambiato da Lecce, Antonio, sempre. I giocatori nelle giuste posizioni, differenza tra Semplice e Di Francesco. Ma lì non è colpa di Di Francesco. Ciao Nico, un bacione. E poi come mai eravamo in quarti in classifica e perché per colpa di una partita siamo scesi? Non credo perché era solo per colpa della Lazio. Secondo me è successo qualcosa negli spogliatoi. Ma è un mix di tutte le cose, ripeto. Secondo me la partita che ha scatenato il tutto è stata quella con Lecce. Poi quella con la Lazio è ricordata più di tutti perché ci furono quel furto dei 7 minuti di recupero, eccetera, eccetera. E la partita in cui il Cagliari perse dopo una serie di risultati utili consecutivi. Quindi è ricordata come quella e viene additata a quella partita come causa scatenante di tutto, ma secondo me non è così. Poi ovviamente sarà successo anche qualcosa negli spogliatoi. Ma Lico troverà mai la giusta posizione? Sì, basta che sia fuori dalla Sardegna Arena. L'importante è che quello. L'importante è solo quello. Poi sicuramente troverà la giusta posizione. Eh. Ma il 5-2 dalla Fiorentina c'era un mese prima, eh. Anzi, quasi. No, un mese prima. Un mese prima. Eh sì, un mese prima. Quindi, tra l'altro, quel 5-2 venne nel periodo del mio compleanno. Me lo ricordo ancora. Che spettacolo quella partita. Per la prima volta, dopo tanti anni, in quella partita vidi un Cagliari divertente. Che non era una cosa così scontata. Ligo sta bene a Roma, Padre Pioli. Sta benissimo a Roma. Ma io continuo a ribadire l'idea che è successo qualcosa nella partita con Lecce. Poi da lì c'è stato un cataclisma. Ti piacerebbe Torreira come centrocampista insieme ai vari Nandez, Rog, Nainggolan, Duncan e Marin? Sarebbe spettacolare. Però rischierebbe di crearsi un ammasso di nomi da big, che sarebbe poi secondo me molto difficile da gestire. Sì, sono di Roma comunque, penso che sia abbastanza palese. Io non scambierei mai giocatori di ruoli diversi, mai. Ciao Fede, speriamo. Tu confermeresti i semplici per l'anno a venire, retrocessione o salvezza che sia? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Ciao Alessandro, sempre, 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 sempre. Perché tifi Cagliari? Perché mio nonno era sardo. Teniamo Cerri titolare.
Io ho visto il video reaction con i tuoi amici laziali dopo il gol del Ciolino al 98esimo, gol di Caicedo, e vorrei scordarmi in tutto e per tutto quella partita, perché io poi non ho fatto mai live reaction, oddio ho fischiato, live reaction con tifosi avversari. Quella è stata la mia prima volta e c'ho il terrore adesso. Non le voglio più fare. Fortunatamente le partite con la Lazio sono finite, quindi non le posso più fare. Contro una Juve sottotono si può sperare in un risultato positivo, che è anche un pareggio, poi dobbiamo vincere le successive cominciando contro lo Spezia. Sicuramente già contro la Juve un risultato positivo sarebbe il pareggio, ovviamente, però la vedo molto molto difficile perché secondo me domenica la Juve scenderà col dente avvelenato. Ha mai visto una partita alla Sardegna Reno al Sant'Elia? Non sono mai stato proprio in Sardegna, Nicola. Mai, 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 mai. Mai, 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 mai. Mai stato in Sardegna. Fai bene, Giorgio. Fai benissimo. Fai benissimo. Ti vedremo mai al Cagliari Arena? Non credo esisterà mai un Cagliari Arena. Partendo da... Credo che il nuovo stadio, se si chiami in qualche modo, credo si chiamerà Caralis Arena, non Cagliari Arena. Credo, eh. Da quello che sapevo io era Caralis Arena. Poi vabbè, è Cagliari. Però non lo so. Mm, ti dico che molto probabilmente no. È molto molto difficile. E io ragazzi vi ringrazio per i messaggi bellissimi che mi mandate dicendo che mi aspettate, però non è una cosa per niente facile, ma proprio zero. Soprattutto è molto molto onerosa. Quindi credo e temo che rimarrà soltanto un sogno. Tra l'altro mi fa molto ridere cosa aspetti a venire in Sardegna. Fosse per me ci sarei arrivato pure a nuoto, ma non so nuotare. Lo so, Fabri, ma dubito che sia ancora vivo quando potrò recuperare sta cosa. E facciamo una colletta, mo. Ti pare? Evita Sassari una paranoia. Ma io me la voglio guardare tutta la Sardegna. Non voglio evitare niente. Ma vaglielo a di ai traghetti, che comunque te fanno spendere. Purtroppo, ragazzi, è così. Pannone come un grande panno. C'è qualcosa che mi sfugge di questo commento. Ti vengo a prendere con una ciambella e andiamo insieme a nuoto a Cagliari. E la Madonna. Mi pare un po' esagerato, eh? Che poi c'è un cartello che vicino Civitavecchia segnala la Sarfregna a 9 km. Da quanto tifi Cagliari? Da tanto, tantissimo. Ti posso dire che ero bambino. Indicativamente 2004-2005, da che ho memoria io. Ciao Luca, un bacione anche a PJ Production. Ciao a tutti ragazzi.
Ciao mister Enrico. Però ti posso dire, Nico, che io sostanzialmente sono sempre stato del Cagliari, solo che da bambino, probabilmente perché mi vergognavo, non facevo finta di essere di altre squadre e cose simili. Poi sono arrivato a un certo punto in cui che cazzo me ne frega a me, cioè io sono del Cagliari, punto, e è andata a finire così. Da piccolo cercavo di essere molto accondiscendente verso gli altri, cercavo di omologarmi il più possibile. Poi crescendo è successo il contrario. Bellissimo, che cosa ti ha fatto Sassari? Ci vivo. Intanto fatemi rimettere i commenti pure sul telefono, che sennò poi mi dimentico. Mi piacerebbe vederti partecipare di persona insieme a Giancarlo Di Gennaro in diretta al Salotto Rossoblu. Sarebbe bellissimo, Antonio. Sarebbe veramente bellissimo, ma è veramente, veramente impossibile. Costa troppo. Dico una cazzata, se penso che un pareggio all'ultimo secondo la Samp ci fa arrivare più cazzoni contro la Juve rispetto ad una vittoria, non è una cazzata, sono punti di vista. Non è così sbagliato, però bisognerà vedere quanto arriveremo cazzuti alla partita con la Juve e soprattutto quanto avrà il dente avvelenato la Juve, perché bisogna tenere conto anche di quello. Anch'io sono sempre stato del Cagliari, non mi sono mai vergognato, anzi è sempre stato un onore, sono sempre stato l'unico tra bambini a tifare Cagliari. Ma anch'io, Nico, però lo sai che c'è, i bambini magari vogliono essere simili ai compagnetti, ai cose simili. Eh, quindi cercavo di agglomerarmi agli altri cercando di essere il più simile possibile a loro. Poi ho detto, ma perché devo fare tutto questo? Cioè, perché mi devo vergognare della squadra che tifo? Io sono del Cagliari, punto. Se a loro gli sta bene, bene. Se non gli sta bene, sappiano in del culo. E se la so presa in del culo. Semplice. Perché quando non si risolve tutto, perché non vai all'aeroporto e farti le foto con i calciatori? Ammesso che passino da Fiumicino, e anche se fosse per arrivare a Fiumicino sono 8 euro del biglietto di treno, mortacci loro. Cioè io sto tipo a 5 fermate di treno da Fiumicino, mi fanno pagare 8 euro di biglietto. Che merde. Sempre Forza Castello, Nico, sempre. Assolutamente sempre. Tra l'altro, scusate, ma faccio un attimo lo screen al commento di Antonio che glielo volevo mandare a Giancarlo. Allora, ok. Ancora mi mangio le mani per quella partita Cagliari-Inter in Coppa rubata parecchi anni fa. Quale partita? Ma ti riferisci alla Coppa UEFA? Stamattina hai visto la primavera? No, non ho potuto purtroppo. La primavera la fanno giocare a orari veramente di merda comunque, dai. La Juve è uscita ieri dalla Champions, adesso verrà agguerrita. Mm, Molto probabilmente, Ciro. Ma ero bloccato, scusate ragazzi, ho fatto al volo uno screen.
fatto uno screen al volo, perdonatemi. Quando vedrai la Sardegna rimarrai a bocca aperta. Su questo, guarda Roberto, non ne sono sicuro. Di più. Di più. Fatti servire e sarai ancora più tifoso di prima. Sicuramente. Sicuramente. Io ripeto che però non mi sentirò mai sardo. Io non ce la faccio a sentirmi sardo. Non ce la faccio. Abbiamo pareggiato, c'è da dire, formazione mega sbagliata con Luvumbo punta. Me la recupererò prima o poi, cioè prima o poi, spero di riuscire a recuperarmela. Hai 400 milioni, chi compreresti? Dipende dal mister che hai. In fin dei conti anche il Crotone ci ha pareggiato contro la Juve. Lo so, ma ogni partita è una storia a sé, PJ. Pure se l'è giocata, Ciro è comunque uscita. Non deve essere la Juventus agguerrita, ma il Cagliari, assolutamente, assolutamente. In ogni caso la Juve farà un turnover considerando la partita di ieri e lo scontro con il Napoli la prossima settimana. Io lo spero tantissimo. Un pellegrinaggio. Come vedi questa partita, male, bene o c'è una possibilità? Le possibilità ci sono sempre perché le partite durano 90 minuti, le squadre scendono 11 contro 11 e può succedere tutto. Sei tu l'allenatore, chi compreresti? Guarda, se vai sul canale, anni fa, uscì un video fatto anche con Andrea Mereu, in cui facemmo finta che il Cagliari venisse acquistato da uno sceicco e avevamo un budget di 500 milioni a disposizione per creare il nuovo Cagliari. E trovi il video e ti vedi con 500 milioni chi mi ero preso. Ora non mi ricordo come si chiamava il video, però c'è, l'ho già fatto, già fatto. Sinceramente io prenderei molti giovani però che hanno già fatto esperienza. Cioè giovani nel senso esagerando 25 anni, gente con esperienza e forte. Il problema è che noi volendo i giovani ce li abbiamo anche in casa, però se non li sfruttiamo, se mandiamo tutti a farsi le ossa in Serie C e poi non li richiamiamo mai, è difficile crearti un settore giovanile o creare un ricambio generazionale degno. Ammesso che giochi Ronaldo, Manuel. Sempre cheat Luit, sempre. Latinetti e Gaiano secondo me vanno tenuti la prossima stagione. Sarebbe stato da tenerli anche per questa stagione. Però si è deciso di mandarli all'Olbia e sono andati all'Olbia, come la gran parte della cantera del Cagliari. Non capisco il motivo, non capisco la funzionalità, però. Ciao Pietro, sempre, sempre Forza Castello. Io al contrario tuo, Miro, mi sento sardo, non essendoci nato, ma quando vado giù mi vengono i brividi. Io no, non ce la faccio a sentirmi sardo, cioè non ce la faccio proprio.
Non ce la faccio proprio. Comunque arrivano scherzando i migliori dell'Olbia sono sempre i primavera del Cagliari. È vero, è vero. Cioè, è vero, credo sia vero. Io l'Olbia non è che lo seguo più di tanto, anzi, non lo seguo proprio. Ciao Riccardo. Ah, era 150 milioni, mi ricordavo che era 500. Vabbè, comunque, beh, quello è. Sì, infatti non ha avuto senso. Io spesso un po' per ridere dico che Olbia per i giovani del Cagliari è un campo di concentramento, vanno e non tornano. Non è un paragone così sbagliato. Abito in Veneto da 23 anni e mi sento sardissimo, non è mica un problema, sai? No, ma lo so che non è un problema, ma è proprio una questione mia. Io non ce la faccio a dire che io mi sento sardo, perché non mi sento sardo. Ma proprio zero. Non è che lo dico per arruffianare o cose simili, è che è la verità. Non ce la faccio a sentirmi sardo, ma proprio zero. Anche perché io non ci ho mai avuto un contatto con persone che siano sarde, con Cagliari o con il Cagliari, di concreto intendo, eh. Carlo, quello credo sia tipo un test dell'idoneità alla sardità. Manca anche Fille Bacassa alla fine, però vabbè. Io ce lo aggiungerei che non sta mai male, non stona. Vabbè, ma con voi è un'altra cosa, io parlo nel concreto, nella realtà. Cioè, non ce l'ho mai avuto in 25 anni e anche ammesso che abbia un qualsiasi tipo di rapporto con una persona che abita in Sardegna, con un sardo vero e proprio, con una qualsiasi cosa che riguarda il Cagliari, io non mi sentirò mai sardo. Cioè, non mi ci sento adesso sardo e non mi ci sentirò mai. Anche se da oggi andassi a vivere in Sardegna per tutto il resto della vita mia. Vogliamo un altro video con Vittorio? Sarebbe bellissimo. Solo che lui è molto molto impegnato con Galleria Progetti, eccetera, eccetera, quindi è difficile trovare uno spazio libero che vada bene per tutti. E poi se devo tirare in ballo Vittorio Sanna, a me piacerebbe fare una live con tutti, quindi riunire tutta la cassa e due crew. Ma non cambia nulla, Patrepioli, sicuramente siete speciali, ma io comunque non mi sentirò mai sardo. C'ho sto difetto che vedevo di. Cioè, la Sardegna fa parte del mio sangue, quello è innegabile, ma non mi ci sentirò mai sardo. Domenica gol dell'ex Rugani da calcio d'angolo, magari, ma in senso buono, ma nel senso più buono che tu gli possa dare, PJ. Cioè, non è che il mio dire che non mi sento sardo è un rifiuto o cose simili, è che semplicemente non mi sento sardo, nemmeno saprei come spiegarlo. Eh, tempo fa, non mi ricordo chi, fece un paragone.
dicendo, effettivamente, cioè facendo questa domanda: come si fa ad amare una persona che non hai mai visto e che non sai com'è? E questa è questa domanda io te la rigiro per farti capire quello che io intendo per dire che non mi sento sardo. Questo è il senso. Ti pago se diventi sardo, ma non c'è bisogno che me paghi, non mi sentirei sardo a prescindere. Tranquillo, Manuel, tranquillo. Ciao padre Pioli, alla prossima. Sì, sì, ma tanto era, cioè, penso che fosse sottinteso il fatto che era nella maniera più positiva possibile. Ma io come posso amare un qualcosa che non ho nemmeno mai visto? È quella la domanda, Giorgio. Cioè, per me è tutto un mistero, è tutta una scatola chiusa. Assolutamente, Matte, speriamo. Assolutamente. PJ, io sto in live su Twitch il lunedì, il martedì e il giovedì. Se passi in quei giorni dalle 10 di sera a mezzanotte mi trovi. Che ne pensi ieri della Juve che è uscita? Secondo me il Porto ha meritato di passare e con Seisao ha fatto le grandi scelte che non solo che erano in 10 ma giocavano a calcio. A me ne sbatte il cazzo della Juve che è uscita, quindi spero che non abbia troppo il dente avvelenato domenica, è l'unica cosa che mi interessa. Sì, ma per dire che le due cose non coincidono per forza. Nel mio caso coincidono fortemente. Le strade sono come a Roma, quindi già per questo ti sentirai a casa, ma con meno zingari, fortunatamente per voi. FIFA perché non lo fai? FIFA lo portavo. Lo portavo FIFA, solo che poi mi sono reso conto che già io comunque non è che sia un campione. Poi giocando in live facevo ancora più schifo, mi rodeva il culo e allora ho detto, vabbè, ho capito, FIFA non lo porto, meglio così. Continuo a ribadire quella cosa, Giorgio, cioè, se oggi mi trasferissi e dovessi campare per tutto il resto della vita mia in Sardegna non mi sentirei sardo. Vabbè, quello sì. Sì, poi ne riparliamo a voce quando giocheremo. Ma una carriera? Sinceramente non c'ho lo stimolo. Ne fa una carriera, boh. Poi pare che sto a parlare di fa la cacca, che non c'ho stimolo. Però vabbè, è vero, se... la potrei pure portare una carriera, però la farei proprio senza trasporto, senza niente. Fatta giusto per farla. E sinceramente non me va. Se devo fare una cosa è perché mi va di farla, quindi ci devo mettere entusiasmo e tutto. Ma perché il bot mi ha dato attento? Non l'ha dato a te, l'ha dato all'altro Manuel. Comunque, se fate, credo, più di tre emoji, se scrivete più di tre emoji dentro il commento, vi blocca il bot. Quindi cercate di fare, non scrivere più di tre emoji. Formazione anti-Juve.
Oddio, non ne ho idea. Non ne ho idea, Enrico. Io spero solo che la zecchi semplici. Carlo, quelle so carriere da football manager che sarebbe fighissimo fare. Sarebbe veramente figo fare una carriera su football manager. Anche col Cagliari, per dirti, perché non è così semplice. Non è così semplice fare una carriera su football manager col Cagliari. Ti diamo idee noi per la carriera. Sì, ma non c'ho voglia io di farla, è quello il fatto. Sta tutto lì il concetto. Buonasera Gigi. Formazione antica. Io intanto ci sto a pensare. Vabbè, la difesa Rugani, Cepitelli, Clavan. Che cazzo sto a dire? Rugani, Cepitelli, Godin. Poi a sinistra Asamoah, visto che non c'è Ligo. A destra Nandez. Ciao Manu. A centrocampo Marin, Nainggolan, Duncan. E in attacco c'è João Pedro. Tutto bene, te? Ah, sta a fare la carriera col Cagliari. Ti diamo stimolo noi, non ce l'ho. Sinceramente, di fare le cose tanto per farle preferisco evitare, PJ. Per carità, sarebbe conveniente a me farla, parliamoci chiaro, però non mi va. Non mi va proprio di fare la carriera. Pensavo fosse migliorato FIFA negli anni, ma è migliorato relativamente. Roberto, io che te lo... Io se... Ripeto, rimane un sogno nel cassetto quello di guardare la Sardegna, cioè di visitarla. Però non, in cuor mio non mi sentirò e non sarò mai sardo. Nemmeno d'adozione. Non so perché c'ho sta cosa, forse perché... Boh, non lo so, cioè sto talmente male che non l'ho mai vista che preferisco non illudermi, non lo so che cazzo te lo dico. Beh, a livello grafico FIFA non è che abbia mai brillato, Manuel. Mm, su questo punto PES è sempre stato avanti anni luce. A livello di grafica PES è sempre stato il migliore. Perché vivi a Roma? Per quello non ti senti sardo, ci mancherebbe. Probabile che sia principalmente per quello, però io ho la sensazione che anche se vivessi lì non riuscirei comunque a sentirmi sardo. Nemmeno d'adozione. Mi sembrerebbe una presa per culo. No, lo sai che è, Giorgio? Mo lo dico con tutta sincerità, che a me sto discorso mi fa parecchio male. Perché è quella classica cosa che vorrei da morire, ma non posso. Come tra l'altro tantissime cose nella vita mia, però senza dilungare troppo il discorso.
È che il classico sogno a occhi aperti che se lo immagini e ci pensi ci puoi rimanere giorni a campà dentro a quel sogno e poi ti svegli e te rodi il culo perché era un sogno. Il mio sangue di famiglia, Manuel, non è solo sardo. C'ho talmente tante cose dentro al sangue che io ho un mio amico siciliano che tifa Cagliari. Guai a sentire qualcuno che parli male del Cagliari, non ha parenti sardi. Ci sta, ma perché io pure dopo un po' mi innervosisco se sento qualcuno che parla male del Cagliari. È chiaro. Anche se io di norma passo sopra quasi a tutto perché mi piace campare tranquillo a me. Però, boh, c'ho sta cosa io, non so che dirve. Comunque, ragazzi, tra 10 minuti io chiudo. Ma tutti i sardi che tifano Juve mica si sentono piemontesi. Beh, pure questo è un discorso che fila. Però è complicato come discorso, Già nemmeno saprei bene come spiegarlo, perché vi dovrei fare entrare tutti dentro la capoccia mia per farvi capire il ragionamento, perché se no a parole è proprio difficile arrivarci. È un qualcosa che solo con le parole è veramente difficilissimo da spiegarsi. Difficilissimo. Infatti, più che cervello, dentro al cuore. Ti ho detto, questo è un argomento che a me fa male da morire. Cioè, non so se logorante sia il termine giusto, però è quello che più si avvicina al concetto. Che poi più che piemontese, calabrese. Però vabbè, quelli sono dettagli. Sì, Robè, beata a te. No, rimarrà un sogno nel cassetto. Rimarrà un sogno nel cassetto, punto. Assolutamente. Sempre così tanto, Giorgio. Però che brutto che gli italiani non vincono mai in Europa. Giochiamo spaventati oppure difensivi nel peggiore dei casi. Ciao Asci! I casi scendono in campo senza avere il gioco gli italiani in Europa. Problemi loro, Manuel.
Non è impossibile, secondo me prima o poi riuscirai a venire in Sardegna. Spero solo in periodo di campionato o partire in casa. Mm. Secondo me rimarrà un sogno. Ovviamente sono io il primo a augurarmi che non rimanga tale per tutta la vita, però ho la forte sensazione che non accadrà mai il contrario. Ti voglio fare una proposta. Sei qui in questa live o comunque eh, ti sei riguardo la live? Ah, chi si riguarda la live è d'accordo. Si potrebbe fare una specie di torneo di FIFA o comunque qualche amichevole così con chi vuole giocare, giusto per fare il contenuto. Si potrebbe anche fare, si organizza e si può fare. Io per questo ripeto sempre che qua sotto in descrizione c'è il link al canale Telegram per rimanere sempre aggiornati. Si potrebbe organizzare. Pronostichi a caldo, mi butto sull'X, ma ci credo poco. Dato ciao Gibix. Mai dire mai. Matte, non è sempre vera sta frase, eh. Questa io l'ho vista proprio male ieri. Vedremo, e più che altro c'è la possibilità che scenda col dente avvelenato con noi. Chi vince fa scendere Miro in Sardegna. Assolutamente commento non provocatorio da parte di Music. Se mi fai i nomi te lo dico, Carlo, ma buonissimi rapporti con tutti, perlomeno da parte mia. Gli altri youtuber del Cairo assolutamente buonissimi rapporti con tutti. Antonio, io ho smesso le cretece. Ho smesso le cretece per campare meglio. Ho smesso di crederci per campare molto molto meglio. Dai altri 2 minuti e chiudo. Una vacanza costa poche centinaia di euro, non serve che si allineino i pianeti. Sì, serve, fidate, Giorgio. Io non approfondisco il discorso, ma se ti dico che servono, vuol dire che servono, che si allineano i pianeti, fidati. Ti aspetto sulla PS. Mo Matte mi devo buttare su FIFA perché mi devo fare le Rivals. Assolutamente. Quindi non mi aspettare. Se la Juve ti proponesse Nandez per Chiesa lo faresti? Assolutamente no. Ciao Anto, alla prossima. Infatti adesso vado, è scoccata l'ora di live.
Io ragazzi vi ringrazio, vi mando un bacione, ci vediamo domenica sera con il post partita di Cagliari Juve qua su YouTube, mentre ci vediamo domani sera su Twitch dalle 10 a mezzanotte. Trovate tutti i link qua sotto in descrizione. Vi mando un bacione, alla prossima. Ciao ragazzi.